Mattosini per questo incontro che si preannuncia molto vincente e interessante. Una squadra, il Cagliari, che è neopromossa al suo primo anno in Serie A contro invece una delle formazioni che hanno vinto maggiormente a livello femminile negli ultimi anni, sia il Falconara, che adesso sta anche procedendo alla foto di rito per tutta la squadra. Si gioca anche su altri campi per questa sesta giornata di campionato, che è cominciata ieri con l'anticipo Lazio contro Veloce Verona, è finita 2-2. Alle 15:30 è iniziata VIP Royal Team Lamezia, in contemporanea anche Molfetta CMB, poi alle 18 Tiki Taka Kickoff e alle 18:30 Bitonto Pescara con l'Atletico Foligno che osserva il turno di riposo, partite che ovviamente potete vedere tutte sul canale della divisione calcio A5. Stanno mettendo in campo le due formazioni del Cagliari e del Falconara, con il Cagliari che parte con il numero 66 Polloni in porta, poi con il numero 14 Cintia Pereira, il numero 19 Maria Mantila, numero 77 Fabiana Vecchione e numero 10 Andrezza Queiroz. Sono le 5 ragazze che compongono il quintetto iniziale. Per il Falconara invece, con il numero 7 Giorgia Fernandez Barodin, con il numero 11 Aline Elpidio. Fra poco vedremo anche quali sono le altre tre, c'è ancora un attimo di attesa, credo per un problema sull'equipaggiamento, quindi c'è ancora un minimo di tempo prima del fischio dell'arbitro, che arriverà fra poco. In ogni caso, per completare il quintetto iniziale del Falconara in porta c'è ovviamente Ana Sestari, poi Letizia Martin Cortés con la maglia numero 4, con la maglia numero 16 Isa Pereira e, come detto, con la 7 Giorgia Ballardini, con la 11 Aline Elpidio. Quasi tutto pronto, c'è ancora un attimo di attesa prima di poter avere il via per l'inizio di questa partita. Cagliari che arriva dalla sconfitta per 5-2 contro il CMB, hanno segnato Vecchione e Dodero, che è il capitano, che è in panchina, mentre il Falconara ha pareggiato meglio per 3-3 contro il Tiki Taka, con la doppietta di Elpidio e il gol di Silvia Praticò. Elpidio, come detto, è titolare, Praticò è fra le giocatrici a disposizione di Giulia Domenichetti assieme a Pesaresi, Pirro, Bordacchini, Gaspari, Ferrara e Scopponi, mentre per il Cagliari le altre giocatrici, mentre è iniziata in questo momento la partita con il primo pallone giocato dalle ragazze del Falconara in maglia bianca, subito il recupero di Queiroz che si porta il pallone con il sinistro, il primo tiro della partita è rosso-blu, c'è anche una deviazione, c'è subito calcio all'angolo per il Cagliari. Velocemente, prima della battuta di quest'angolo, le ragazze in panchina a disposizione di Moreno Giorgi sono Mugironi, Virdis, Orru, Dodero, Giuliano, Ribeirette, Manca e si completa così, perché l'altra è Pereira che invece è in campo. Proprio Pereira ha battuto la rimessa per Queiroz, 1 contro 2 della giocatrice brasiliana, all'indietro da Pereira, poi va su Mantila, cerca il tocco sulla destra, far proseguire ancora per Pereira, la parata di Sestaric, subito messo in movimento Pereira, lo scambio con il numero 4 Martin, anzi Cortés Martin, che però non è riuscita a far proseguire questa azione d'attacco del Falconara. Rimessa battuta da Cintia Pereira in direzione di Mantila, poi Queiroz se ne va via in banda destra, ancora Queiroz, palla dentro per Vecchione, la sua deviazione con il destro che termina a lato e si ripartirà con rimessa e possesso per Sestari. Sestari va vicino a Isa Pereira, lo scambio, il tocca adesso in direzione di Cortés, l'1-2 a favorire ancora la spagnola, poi Elpidio nuovamente per Cortés, cerca di contrastarla Cintia Pereira, ancora Cortés, il pressing, non riesce a liberarsi del pallone, prova a farlo con l'aiuto della compagna Ballardina, alla fine riesce Isa Pereira
contrastata dall'omonima Cintia Pereira, poi da Mantila. Adesso il pallone giocato in avanti con la rimessa laterale che sarà per il Cagliari. Andrea Polloni, il portiere, a battere questa rimessa. Se n'è andato 1 minuto e 23 secondi di gioco qui al Palacconi di Cagliari per questa partita fra il Cagliari e Falconara. Mantila battuto in direzione di Queiroz, ancora per la finlandese, tocco sulla sinistra per Cintia Pereira. Vecchione solo per un attimo, poi si scontrano le due giocatrici del Falconara e alla fine è Cortés che deve mandare il pallone lontano, pallone che finisce qui nella zona della tribuna. La rimessa chiaramente per il Cagliari con Cintia Pereira che va alla battuta, la giocata in avanti con la copertura da parte di Ballardin. Ancora Cintia Pereira alla rimessa, all'indietro per Mantila che gioca da ultima, poi Queiroz sulla sinistra per Cintia Pereira, l'1 contro 1 con Ballardin, la chiusura per un attimo, poi cerca Mantila di recuperare il pallone, alla fine arriva il fallo e il calcio di punizione, il primo fallo di questa partita, arriva dopo 1 minuto e 52 secondi. Punizione battuta, pallone giocato sulla sinistra, il cross al centro, facile per Polloni. Queiroz per Cintia Pereira, lancio in avanti verso Vecchione, pallone che finisce fuori, il possesso diventa del Casa Falconara. Pallone su Isa Pereira, poi Elpidio 1 contro 1 con Queiroz, riesce a toccare la numero 10 del Cagliari solo per un attimo, perché poi deve comunque concedere la rimessa alle rivali. Giocata qui in direzione di Ballardin con il recupero del Cagliari che adesso si distende sulla sinistra. Cintia Pereira va al tiro, pallone alto, bella questa giocata del rossoblù che sono riuscite a liberare la numero 14 al tiro, pallone alto non di molto sopra la traversa della porta difesa da Sestari. Adesso il controllo di Isa Pereira, gioca in avanti per Ballardin, la chiusura di Mantila con il pallone giocato all'indietro per Polloni, sulla destra Vecchione, va per Queiroz, c'è Mantila, invece va alla conclusione Queiroz, la parata di Sestari in 2 tempi senza grossi problemi. Subito giocato il pallone in direzione di Elpidio, poi Cortés, ancora per Elpidio, non riesce il controllo a Ballardin, rimessa per il Cagliari poco oltre il cerchio di centrocampo. Si sta concludendo il terzo minuto di gioco qui al Palacconi. Polloni per Cintia Pereira, va in orizzontale, serve Queiroz, cerca l'1-2 che riesce per un attimo, poi il buon recupero da parte del Falconara con Isa Pereira che adesso ha toccato per Elpidio, nuovamente per la numero 16, poi il tocco in direzione di Cortés, dall'indietro per Isa Pereira, sulla destra per Elpidio, 1 contro 1 con Vecchione, il destro, la parata di Polloni in 2 tempi. C'è stato intanto il primo cambio di questa partita nel Cagliari con l'ingresso del numero 12, ossia Patti Riberete, mentre viene intanto segnalato il fallo qui del Cagliari, è stato dato il vantaggio possesso che comunque è del Falconara. Dicevo che è entrata Riberete al posto di Mantila, mentre Falconara è ancora con il quintetto iniziale. Attenzione qui al pressing di Vecchione, per un attimo cercavano lei e Queiroz di andare a prendere il pallone. Queiroz va all'indietro proprio da Riberete, ancora per la numero 10, l'1 contro 1, giocata all'indietro in direzione di Polloni che può andare al lancio, invece tocca vicino per Cintia Pereira. Proprio Riberete viene fermata con la rimessa che è assegnata, in un primo momento era stata assegnata alla Cagliari, invece viene data alla ragazzi in maglia bianca che operano nel frattempo. Il primo cambio con l'ingresso in campo di Capitan Erika Ferrara.
al posto di Letizia Cortés Martin. Isa Pereira sulla sinistra per Ballardin, va al tiro con il destro, pallone che finisce fuori con una deviazione, è finito sul palo di sostegno il tentativo della numero 7. Angolo battuto con il sinistro e occasione, questa la prima vera occasione dell'incontro, arriva al quinto minuto con il sinistro di Erika Ferrara, che è andata vicina a quello che sarebbe stato il suo terzo gol in campionato. Tanto Riberieta mette dentro con la parata facile di Sestari, che ha già riproposto in direzione di Elpidio, avanza con il tocco in direzione di Ballardin, all'indietro ancora per Elpidio, guarda con il destro in un assist centrale per Ferrara. La parata di Polloni che ha giocato su Vecchione, cerca di andare via la numero 77, il tocco verso Cintia Pereira, la rimessa però viene ovviamente assegnata a Falconara, con Ferrara che seconda per presenze nella storia del club, sono 58 i suoi gol con la maglia biancazzurra. Falconara dal 2017 ha vinto tutti i trofei della società, mentre qui attenzione all'inserimento in area con la parata di Polloni sulla bella iniziativa di Silvia Praticò. Cintia Pereira cerca di andare via la copertura e riparte adesso proprio con Pratico, l'uscita con i piedi, la porta è vuota, attenzione Isa Pereira per Ferrara, può andare a calciare Ferrara dentro e Polloni salva il Cagliari. Seconda occasione sempre sul sinistro della numero 21, stavolta Polloni è stata molto brava a coprire. Elpidio cerca in avanti Praticò, si libera della sua diretta avversaria, mette in mezzo la copertura, la rimessa che viene assegnata alla Cagliari. Vediamo se si ripartirà dal laterale o dal fondo con Polloni che attende la segnalazione. Beh, ci sono anche due palloni in campo, ovviamente non si può ripartire senza, ma bisogna aspettare un attimo. Comunque si riparte con la rimessa dal fondo, giocata vicino in direzione di Riberete. Cintia Pereira sulla sinistra per la numero 8 Giuliano, primo pallone toccato dalla giocatrice ex salernitana. Cintia Pereira adesso per Queiroz, l'uno contro uno di Queiroz con Elpidio, passa Queiroz, la direzione di Ferrara, rimessa laterale in zona d'attacco per il Cagliari. Siamo al settimo minuto, iniziato da 9 secondi nel corso di questo primo tempo qui alla Palconi per Cagliari Falconara. Cintia Pereira mette dentro la copertura di Isa Pereira, che adesso ha toccato in avanti, buona la giocata per Pratico, il destro, la parata di Polloni e l'autogol che porta in vantaggio il Falconara, l'autogol di Riberete sulla conclusione di Praticò. Sfortunato qui il Cagliari, sfortunata Riberete con la deviazione che porta avanti il Falconara. Dopo 6 minuti e 19 secondi si sblocca il risultato al Palaconide, un'autorete, un autogol di Pati Riberete, molto sfortunata la numero 12 che adesso è in possesso palla, ha servito Mantila, il controllo della finlandese, scambia proprio con Riberete, ancora Mantila mette dentro la copertura di Isa Pereira, poi manda in avanti Letizia Martin Cortés, rimessa laterale per il Cagliari proprio con Riberete che cercherà di riscattarsi dopo la sfortunata deviazione. Palla dentro qui per Mantila, non riesce a deviare con il destro, poi Pratico deve comunque concedere una rimessa laterale in zona avanzata con Mantila che ha servito Queiroz, cerca di saltare con il sinistro, poi si porta il pallone per un attimo sul destro, ancora il numero 10 va al dribbling destro, anzi sinistro, deviazione e angolo sulla copertura di Pratico. Chiama lo schema Giuliano alle compagne.
va a battere vicino, non si intende con Queiroz, la deviazione di Pratico, comunque la rimessa per il Cagliari. Non è più angolo, semplicemente rimessa, comunque sempre Giuliano che ha toccato per Queiroz, l'1 contro 1 con Pratico, stavolta il rimpallo favorisce Falconara. Ferrara qui fa un velo, non si intende con Cortés e consente al Cagliari di recuperare il possesso. Mantila sulla destra in direzione di Riberiete, nel dietro per Polloni, avanza il portiere del Cagliari con il conteggio dell'arbitro che poi si completa, ma il lancio ha alzato il pallone Polloni, non è stato preciso il suo tentativo e si riparte con la rimessa laterale già battuta con Falconare in possesso. La giocata di Elpidio sulla sinistra per Cortés, la copertura di Riberiete, rimessa laterale in favore del Falconara che è avanti dal 7° minuto, adesso siamo all'8°. Ricordo l'autogol di Riberiete ha sbloccato il risultato, qui a sinistra di Ferrara, copertura di Queiroz che cerca anche di recuperare il pallone, lo tocca ma non può evitare la rimessa per le giocatrici in maglia bianca con inserti azzurri. Cortés per Azzi, Balardin per Isa Pereira, c'è stato un contrasto alla fine, la decisione del secondo arbitro è di concedere rimessa laterale per il Cagliari, battuta da Queiroz in direzione di Vecchione con il tacco, stava per fare una gran giocata a porta vuota e il gol del pareggio di Queiroz, 1-1 all'8° minuto di gioco. Riesce praticamente subito il Cagliari a trovare il pareggio con Queiroz che dopo il primo tentativo di Vecchione è riuscita a battere Sestari, punteggio che torna in parità dopo 7 minuti e 57, il pareggio del Cagliari con il gol di Andressa Queiroz e il suo secondo centro in questo campionato, nonché ovviamente con il Cagliari aveva già segnato nella vittoria contro l'Audace Verona il 27 ottobre scorso. La giocatrice brasiliana negli ultimi 2 anni al Pelletteria, classe 95. 1-1 quindi con Cagliari che dopo 1 minuto e 40 è riuscita a trovare il gol del pari. Adesso rimessa battuta da Isa Pereira in direzione di Elpidio, va sulla sinistra per Cortés che ridà a Isa Pereira, sulle sue tracce c'è Vecchione, si libera del pallone sulla sinistra ma c'è l'anticipo di Riberiete su Cortés e adesso la rimessa è per il Falconara con Cortés che ha toccato su Elpidio il sinistro direttamente sul fondo senza deviazione. Mantila per Cintia Pereira, il contrasto con Isa Pereira che recupera poi scivola, subentra però Balardin con il destro, cerca di mandare il pallone in avanti, non ci riesce ma mantiene comunque il possesso. Isa Pereira indietro per Sestari, poi Elpidio in avanti su Cortés, dall'indietro per Isa Pereira che lancia il colpo di testa di Riberiete, ancora poi anche la giocata di Cintia Pereira, alla fine pallone che diventa facile per Sestari. Balardin scambia con Cortés, ancora il numero 7 in avanti, la copertura di Vecchione e va Polloni a evitare il calcio d'angolo. Ferrara di testa ad anticipare Vecchione, rimessa per il Cagliari quando stiamo per arrivare a metà del primo tempo, punteggio di 1-1.
Mantila per Cintia Pereira, vediamo se c'è stato un tocco. No, con il primo arbitro, il signor Zingariello, che segnala la rimessa per il Falconara. Fra poco sta per rientrare anche Praticò, con intanto Elpidio in possesso. Balardin cerca di girarsi ancora, avanza la numero 7, tocca su Ferrara, poi Isa Pereira verso Elpidio contro Riberete, che cerca di concludere, mentre intanto era arrivato un secondo pallone in campo dalle tribune, peraltro non un pallone regolamentare. Intanto rimessa per il Cagliari, che Giuliano ha battuto in direzione di Mantila. Vecchione, palloni avanti di Cintia Pereira per Mantila, che riesce a toccare. La palla finisce sul fondo. Bella comunque questa giocata del Cagliari, che è riuscita a mandare al tiro iniziale. Qui intanto è Elpidio, dall'altra parte non c'è un attimo di sosta, con subito la conclusione da parte del Falconara. Pallone che è finito sul fondo, è finita anche a terra Giuliano. Prima che si possa riprendere nel gioco c'è da controllare le condizioni della numero 8 rossoblu. Sembra tutto ok, fa anche un cenno alla panchina allo staff di Moreno Giorgi. Non dovrebbe esserci nemmeno bisogno di effettuare il cambio, infatti Giuliano rimane in campo con la rimessa già battuta dal Cagliari, con Cintia Pereira avanti per Vecchione. Buono il tocco, la parata di Sestari, ancora Vecchione. Non può andare subito sulla ribattuta, cerca il dribbling su Isa Pereira, che recupera e riparte, può andare sulla sinistra verso il Pino, pallone dentro e non ci arriva per un soffio Pratico. Da un passo prima dal 2-1 il Cagliari, poi dal 2-1 il Falconara. Momento molto interessante di questa partita, l'ultimo con due occasioni in rapida successione sia da una parte sia dall'altra. Pallone qui giocato in avanti da Giuliano, che non trova nessuna compagna e si può ripartire con Sestari. Peraltro c'è da ricordare una particolarità, perché oggi qui alla Palacconi si affrontano due dei tre portieri convocati dalla nazionale in occasione dell'ultima chiamata. Quindi abbiamo di fronte due delle migliori giocatrici italiane del ruolo. Nel frattempo il tiro di Praticò, che termina alto, viene chiamato anche il timeout. Peraltro proprio Polloni ha avuto un piccolo problema nell'ultimo tentativo di parata. Timeout per noi, anche un attimo di pausa. Bentornati in diretta dal Palacconi per Cagliari contro Casa Falconara. Siamo giunti al 12° minuto di gioco, mancano 8 minuti e 59 alla conclusione del primo tempo, punteggio che è di 1-1, con i gol al settimo, l'autorete di Riberete, e all'8° il pareggio del Cagliari con Queiroz. Il recupero qui del Falconara con la giocata in avanti, non riesce il controllo a Cortés, poi arriva Praticò a recuperare palla 1 contro 1 con Mantila, gioca all'indietro in direzione di Isa Pereira, ancora per Cortés, che adesso si è rialzata, ma l'azione del Falconara non è riuscita ad avere un proseguo. Cerca il recupero Vecchione, ci riesce, molto brava la numero 77 con la copertura di Ferrara, ma la rimessa è per il Cagliari. Mantila alla rimessa, Mantila che ha segnato il primo gol del Cagliari
in questo campionato, il primo storico gol del Cagliari in Serie A. Cintia Pereira prova a dare qui il fallo, calcio di punizione in favore del Cagliari, punizione interessante questa sul fallo da parte di Isa Pereira, il primo fallo del Falconara dei 5 cumulativi. Ci sono Queiroz e Vecchione per la battuta di questo calcio di punizione. Si è spostata per un attimo Vecchione, che adesso torna vicino al punto di battuta. Per il momento è sempre rimasta Queiroz sul pallone. Adesso vediamo chi andrà a battere. Ha fischiato l'arbitro, si sposta nuovamente Vecchione, quindi va Queiroz, alcuni passi, poi lo schema, la conclusione che però va a prendere la compagna Cintia Pereira, quasi manda in contropiede il Falconara con il recupero di Riberete che manda sulla sinistra Pereira, il cui destro è sul fondo. Ha già rimesso in gioco Sestari, pallone giocato in avanti con il controllo di Praticò che gioca all'indietro per Isa Pereira, poi Ferrara sul sinistro, la copertura in scivolata di Riberete, dovrebbe essere rimessa laterale in zona offensiva per il Falconara, così è la giocata per Ferrara, copertura nuovamente rimessa praticamente dalla stessa posizione. Pallone stavolta alzato, colpo di testa, Polloni, che viene chiesto un fallo di mano, non secondo gli arbitri che lasciano proseguire. Hanno protestato in due delle giocatrici in campo del Falconara, tutto ok per gli arbitri, si è proseguito. Queiroz 1 contro 1 con Balardin, arriva anche Praticò. Il lancio in avanti di Riberete ha preso proprio Praticò ancora. Queiroz in avanti per Vecchione, la più avanzata, all'indietro verso Cintia Pereira. Adesso Falconara tutta nella loro metà campo, le 5 giocatrici, con invece il Cagliari che cerca l'attacco. Polloni che avanza, Cintia Pereira alza in avanti il pallone giocato da Balardin, poi Cortés ancora per Balardin, scambiano la 7 e la 4, poi Isa Pereira, la palla sul destro, gioca verso Praticò ancora su Isa Pereira, sulla sinistra, poi per Balardin 1 contro 1 con Vecchione, la salta, il destro e la palla che finisce in rete passando sotto le gambe di Polloni. Nuovamente in avanti il Falconara a 6:33 dalla fine del primo tempo, il gol di Giorgia Balardin con la complicità qui di Polloni. Arrivano gli applausi per il portiere del Cagliari, molto sfortunato il Cagliari in questa partita, con i 2 gol frutto di 2 giocate su cui certamente le giocatrici rossoblù hanno avuto grande sfortuna. Nuovamente avanti quindi Falconara, Queiroz, Cintia Pereira, il contrasto Queiroz, Giuliano, Cintia Pereira avanti per Riberete, cerca la giocata, poi va vicino su Cintia Pereira, va a servire Giuliano 1 contro 2. Isa Pereira per Balardin che ha realizzato il gol del 2-1, ha scambiato con Isa Pereira, poi Cortés all'indietro nuovamente da Isa Pereira, Balardin con Queiroz sulle sue tracce, Elpidio adesso in avanti, copertura per un attimo di Riberete,
E il piede ancora per Isa Pereira, in avanti sulla destra per Balardin contro Queiroz, non riesce lo scarico. E allora Polloni ha già fatto ripartire Queiroz. L'1-2 con Riberete, ancora Queiroz, poi Giuliano sulla sinistra per Vecchione, non passa la sfera, ancora con il recupero Vecchione, può servire Giuliano, va da solo invece Fabiana Vecchione, 1 contro 2, serve Riberete, poi Giuliano con il destro sul fondo. E adesso il time out lo va a chiamare il Falconara, 4:52 dall'intervallo, nuova pausa anche per noi. Bentornati in diretta, appassionati di futsal, per questi ultimi 4 minuti e 52 effettivi del primo tempo di Cagliari femminile contro Casa Falconara. Le ospiti sono avanti 1-2 il punteggio. Si può ripartire con Sestari che ha servito Isa Pereira nel pidio. Nuovamente per Isa Pereira con Ferrara sulla destra, vista e servita. Elpidio in avanti per Ferrara, la copertura a parte di Riberter che riparte in progressione, non c'è fallo secondo gli arbitri, si rialza Patti Riberete. Balardin per Isa Pereira, Ferrara contro Queiroz, Ferrara serve Balardin, ancora per Ferrara, stavolta con il sinistro non riesce a proporre in avanti il pallone. Si può ripartire allora con Mantila in possesso. Ribeirete, Queiroz 1 contro 1 con il Pidio, va via Queiroz, bene, poi serve sulla destra Vecchione, la conclusione deviata e Sestari in due tempi va a parare e rilanciare per Isa Pereira, colpo di testa a lato della numero 16 con il rinvio lungo di Polloni. Vecchione cerca in acrobazia di toccare il pallone, non ci riesce Sestari allora, che ha già giocato verso Balardina, all'indietro per il Pidio. Ferrara fa in orizzontale il capitano, così come il Pidio, poi Balardine, scambiano la 7 e la 11. Isa Pereira gioca con tutte le 4 di movimento il Falconara in questo possesso. El Pidio per Balardin, poi Ferrara all'indietro ancora verso Balardin. Isa Pereira in avanti per Ferrara, lungo il possesso del Falconara, alla fine Riberete fa una buona protezione per la parata di Polloni. Vecchione stavolta in posizione arretrata, Queiroz non riesce a far proseguire, è rimessa per il Falconara con anche le indicazioni di Giorgi per la sua numero 10. Ferrara contro il Pidio, ancora Ferrara, la chiusura di Queiroz, prova a ripartire, ad andare in mezzo a due, chiusura del Falconara, rimessa per il Cagliari. Stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti di gioco del primo tempo. Riberete chiusa da Isa Pereira, poi Mantila, Vecchione, sulle sue tracce c'è Cortés. Riberete in avanti per Vecchione, la palla dentro, porta vuota, Mantila, la parata 2 volte e il salvataggio è doppio. Sono sostituite alla
portiere, prima Ferrara e poi Cortés, due salvataggi provvidenziali per negare il 2-2 al Cagliari, con le rossoblù ancora vicinissime al pareggio, mentre nel frattempo arriva il fallo di Isa Pereira, il secondo del Falconara. Punizione che andrà a battere Cynthia Pereira. Mantila ancora per la 14, a campo per avanzare, se la prende, poi non si intende Vecchione con la sua compagna e adesso la rimessa è ovviamente per il Falconara. Si scambia in posizione Cynthia Pereira e Riberete prima della battuta che viene effettuata in direzione di Isa Pereira. Ballardin ancora per Isa Pereira, Elpidio, Cortés all'indietro per Elpidio, poi Isa Pereira, ancora nuovamente il pallone che finisce in campo, il secondo pallone, e quindi gioco che deve essere ripreso con la rimessa da parte dell'arbitro per il Falconara. Qui con la conclusione di Elpidio, con Polloni che ci mette il piede ma non serve il suo intervento, pallone che è finito sul fondo. 2 minuti 4 secondi all'intervallo di questo match. Cortés, Cynthia Pereira, ancora 1 contro 2 e cerca di tenere palla il Cagliari, ci riesce alla fine con Cynthia Pereira in maniera caparbia, poi però Mantila dà un suggerimento troppo lungo verso Riberete, allora il recupero del Falconara che però non ottiene il calcio d'angolo che chiedeva soprattutto Cortés. Polloni verso Cynthia Pereira in avanti per Vecchione, spalla alla porta, cerca di girarsi contro Ballardin, alla fine il rimpallo la sfiorisce, riparte il Pidio, va con il sinistro dentro per la possibilità, il gol ancora del Falconara con la doppietta di Giorgia Ballardin a 1 minuto e 21 dalla fine del primo tempo, mette 2 gol di vantaggio fra sé e le avversarie la formazione ospite, e lo fa ancora con la numero 7 che è stata molto brava a seguire l'azione e a trovare quello che è il gol dell'1-3. Doppietta per Ballardin, aveva già segnato un'altra marcatura multipla nella vittoria per 2-4 contro la VIP lo scorso 3 di ottobre. Sale quindi a 4 gol in questo campionato e diventa la miglior marcatrice della Falconara, superando Elpidio e Praticò. Pallone giocato in avanti con il colpo di testa di Isa Pereira, proprio Ballardin ancora per la numero 16, poi Cortés. In avanti per Isa Pereira, palla dentro, rischia qualcosa Queiroz, calcio d'angolo. Angolo che andrà a battere Ferrara. Palla dentro, la deviazione di Riberete, poi Ballardin, lo scambio, il tiro, il palo e il gol ancora da parte di Ballardin, fa tripletta in pochi secondi, vola via il Falconara con il gol dell'1-4, ancora Ballardin a 41 secondi dell'intervallo. Cagliari 1, Falconara 4. Bisogna attendere il fischio dell'arbitro per ripartire. Ha avuto un rimpallo favorevole con il palo Ballardin in questa sua conclusione. Intanto qui si va a Ferrara sulla sinistra, dentro per Cortés, cerca Isa Perez, suggerimento troppo decentrato, riparte il Cagliari con Queiroz sulla destra per Cynthia Pereira, il dribbling riesce su Ballardin, non su Cortés. Laterale per il Cagliari che comunque resta in zona d'attacco, cerca almeno di trovare il gol del 2-4 prima dell'intervallo. La conclusione di Riberete
finisce deviata sopra la traversa da Sestari, con l'angolo che va a battere Giuliano. Toccato fuori per Queiroz, lo scambio ancora Loto per Queiroz, va al tiro e Sestari mette in angolo. A 12 secondi dalla fine del primo tempo c'è ancora spazio per questa azione delle Cagliari. No, perché Riberiet sbaglia la giocata. Allora 8 secondi alla conclusione della prima frazione. Ferrara per Cortés, lo scambio ancora per Ferrara, chiude con il possesso il Falconara, che è avanti di 3, Cagliari femminile 1, Casa Falconara 4 alla fine del primo tempo qui al Palaconi, con i gol realizzati al settimo sottogol da Riberiet e all'ottavo da Queiroz per il momentaneo 1-1. Poi si è scatenata Giorgia Fernandez Balardin, che ne ha realizzati 3 di fila, che permettono così al Falconara di andare avanti di 3 gol. Ed noi ci risentiamo fra una decina di minuti circa per il secondo tempo di questo incontro della sesta giornata della Serie di Calcio a 5 femminile.
Appassionati di futsal, bentornati in diretta. È appena iniziato il secondo tempo di Cagliari Falconara. Il punteggio fin qui vede le ospiti avanti di 3 gol, 1-4 il parziale, ma subito il Cagliari avanti con il sinistro di Vecchione. La parata da parte di Sestari, poi ancora il Cagliari che cerca di far proseguire l'azione d'attacco. Neanche il tempo di dire i quintetti con cui le due squadre sono ripartite. La conclusione intanto di Riberete, calcia l'angolo con la parata di Sestari. Velocemente il Cagliari schiera con Polloni in porta, Riberete, Cintia Pereira, Mantila e Vecchione come giocatrici in movimento. Vediamo adesso l'angolo, poi il quintetto del Falconara con la copertura di Elpidio. Mantila alla battuta adesso della rimessa, Riberete 1 contro 1 con Balardin, copertura della giocatrice che ha realizzato una tripletta nel corso del primo tempo. Con lei ci sono Cortés, Elpidio e Isa Pereira il portiere, e ovviamente Sestari. Riberete, pallone alzato, colpo di testa di Isa Pereira, poi per un attimo Elpidio, Cintia Pereira, Isa Pereira con il passaggio in avanti che però non trova nessuna compagna. Riberete per Cintia Pereira, sbaglia il tentativo di far proseguire avanti verso Vecchione, recupera il Falconara. Isa Pereira, ancora la numero 16 Elpidio, poi Balardin, nuovamente Isa Pereira, Cortés in avanti però non trova compagne. Polloni per Vecchione, anticipata da Balardin che se ne va da sola con la palla che rimane in campo, va anche a guadagnare la rimessa. Ha fatto molto bene in questa azione, ma direi in tutta la partita, la numero 7 portoghese, scusate, la numero 7 italo-brasiliana, che adesso qui va al tiro. Nelle scorse stagioni era alla VIP Giorgia Balardin. Pallone giocato con la deviazione e si ripartirà con il possesso sempre per il Falconara, e un angolo battuto per il destro alto di Isa Pereira. C'è da riportare il pallone dove dovrà essere battuta la rimessa di Polloni per Mantila. Alza verso Vecchione, il contrasto con Isa Pereira. Rimane un attimo a terra la numero 77. Tutto ok e si può ripartire con il rinvio dal fondo. Vecchione che arriva dall'Irpinia, giocato anche nella Lazio fra le altre. Per lei peraltro non è la prima esperienza a Cagliari, perché ha giocato in Sardegna con formazione di beach soccer di Cagliari, anche vinto l'ultimo campionato. Qui la copertura di Mantila con la deviazione che favorisce la rimessa di Balardin. Se ne sono andati 2 minuti nel secondo tempo, sempre 1-4. Elpidio dietro per Balardin, Isa Pereira, Cortés dietro per Isa Pereira, ancora su Balardin, poi Cortés avanza e serve Elpidio per Isa Pereira, il sinistro a lato. Mantila, Cintia Pereira, Riberete non aggancia e allora può andare Elpidio, che però non cerca la giocata immediata in direzione di Cortés, si accontenta dalla rimessa e rigioca da dietro. Balardin avanza con il sinistro per Cortés, pallone che può ancora diventare buono per la 7, la copertura di Riberete che è 1 contro 2.
Pallone alzato verso Isa Pereira, palla sul sinistro dall'indietro per Elpidio, gran tiro sul fondo, non di molto da parte di Aline Elpidio Passos, che è andata vicina a trovare quello che sarebbe stato il suo quarto gol in questo campionato. Adesso Ballardini è salita a 5 come miglior marcatrice, seguono proprio Elpidio e Praticò a 3. Poi a 2 ci sono Ferrara e Isa Pereira, a 1 Gaspari, Gregori e Cortés. Vecchione per Cintia Pereira, Riberete, ancora Cintia Pereira, va su Queiroz, cerca di saltare Ballardin, poi serve Riberete in avanti, però troppo lungo il suggerimento per Vecchione. La parata di Sestari, ha giocato su Isa Pereira, adesso c'è anche Ferrara in campo, sta per entrare anche Praticò. Riberete, Cintia Pereira, poi Vecchione, ancora per Riberete, cerca l'1 contro 1, sfavorita nel rimpallo la giocatrice rossoblu. Rimessa per Ballardin, Isa Pereira, Ferrara, 1 contro 1 con Vecchione, dall'indietro per Isa Pereira, poi Ballardin per Ferrara ancora. C'è la copertura a parte del Cagliari con il Falconara che allora gioca sulla destra nuovamente per Ferrara, che si è sganciata, non controlla però Cortés, deve concedere qui la rimessa. Rimasta a terra Letizia Cortés Martin. Numero 4 la nazionale spagnola, che deve andare a farsi controllare un attimo, non sembra nulla di particolarmente grave. Nel frattempo entra Praticò al suo posto, Queiroz per Vecchione, Queiroz ancora, poi Cintia Pereira 1 contro 1 con Ballardin, dall'indietro su Queiroz, c'è Vecchione larga a sinistra, Queiroz prova a fare tutto da sola, la raddoppiano e permettono la rimessa dal fondo per Sestari. Ballardin per Isa Pereira, Ferrara in avanti per Praticò, troppo lungo il pallone giocato in direzione della giocatrice ex Vigor Lamezia, che oggi diventa 7ª per presenze con il Falconara, 75 in tutto. Queiroz intanto qui palla dentro, la chiusura di Isa Pereira che va via a 2, ancora la numero 16, 1 contro 1 con Cintia Pereira, copertura e rimessa per il Falconara al 6° minuto del secondo tempo, punteggio che è sempre l'1-4 della prima frazione. Ferrara, Elpidio, Isa Pereira ancora per Elpidio, Ferrara dietro da Elpidio, in avanti adesso c'è solo Praticò, va a toccare all'indietro, chiede un fallo, non secondo gli arbitri, e allora comunque mantiene il possesso palla il Falconara, con dell'errore qui che per un attimo aveva favorito Vecchione. L'ultimo tocco è stato di Ferrara, era abbondantemente calcio d'angolo per il Cagliari, non secondo l'arbitro, e allora sta già giocando il Falconara con qui la palla toccata da Ferrara verso Elpidio, che è stata anche colpita nel contrasto. Fischia l'arbitro, non credo sia un fallo, credo sia più per sincerarsi delle condizioni del numero 11 che si rialza in questo momento. Infatti la rimessa è per il Cagliari. Riberete per Queiroz, avanza
per un attimo, poi tocca verso Giuliano, Riberete ancora per Andrés Queiroz, l'1 contro 1, va via, poi tira di punta, non arriva in porta ma c'è comunque Riberete col sinistro sul fondo, c'è la Vecchione sulla sinistra e si scusa la compagna per non averla servita. Balardin, Isa Pereira, va via Giuliano, arriva la chiusura di Riberete. Isa Pereira dietro per Balardin, poi Elpidio, ancora Isa Pereira, nuovamente per Elpidio che rende il pallone alla 16, esce Polloni, non aspetta che il pallone arrivi in area per prenderlo con le mani, lo rilancia, allora rimessa per il Falconara che però non ha esito, proprio Polloni può ripartire da Queiroz sulla destra contro Balardin, all'indietro per Riberete, poi tentativo con il sinistro, non riesce a mettere in movimento Giuliano, pallone dato al Falconara. 6:35 se ne sono andati nel corso del secondo tempo, con Balardin che non riesce a saltare Queiroz, subentra Giuliano, può andare, serve Queiroz, 3 contro 1, può andare il Cagliari ma Queiroz sbaglia il passaggio con il recupero di Isa Pereira che si lancia in azione solitaria, ha fatto un gran recupero la numero 16 Isa Pereira. Qui adesso c'è anche un momento in cui ha una discussione con Queiroz, alla fine arriva Giuliano a calmare la compagna, non deve intervenire l'arbitro. Arriva per un giallo per Isa Pereira, il primo di una partita decisamente corretta, tanto che siamo ancora a 0 falli nel corso del secondo tempo. Protesta Isa Pereira ma ormai la decisione dell'arbitro è presa, c'è probabilmente da asciugare il parquet del Palacconi. Si riparte, 7 minuti che vanno via in questo istante, ne mancano 13 alla fine della partita, avanti ancora il Falconara 4-1. Elpidio dietro da Balardin, Pratico, Isa Pereira, ricordo prima, fin qui unica moneta dalla partita, recupera Andrés Queiroz contro Balardin, alla meglio la numero 7 in maglia bianca che riprende il possesso, poi Elpidio solo per un attimo, ancora la numero 11, pallone giocato da Pratico, all'indietro per Isa Pereira, intanto uscita Balardin, c'è Ferrara in campo e in possesso, sta per entrare anche Mantila, adesso Pratico all'indietro per il destro alto di Elpidio. Polloni alla rimessa del pallone dal fondo, Queiroz, Mantila, Cintia Pereira, il recupero, poi ultimo tocco di Elpidio, laterale per il Cagliari con Queiroz. Sestari per la buona giocata di Mantila che guadagna superiorità, va da Giuliano, il destro e ancora una copertura da parte del Falconara, fanno in ogni modo scudo con il corpo le giocatrici ospiti per evitare che i tentativi del Cagliari arrivino dalle parti di Sestari, almeno la quarta volta in questa partita. Mantila dentro, copre Elpidio in anticipo su Cintia Pereira, ancora rimessa per Mantila, va adesso da Queiroz per Cintia Pereira con il rimpallo, favorisce Elpidio, possesso per il Falconara. Isa Pereira, Cortés, Elpidio,
Ancora Isa Pereira, va via Giuliano, va a sinistra da Ferrara contro Queiroz. Ancora Ferrara, all'indietro per Isa Pereira, tiro deviato da Cortés e quindi è rimessa dal fondo. Non c'è stata la deviazione della giocatrice del Cagliari come chiedeva qualche giocatrice del Falconara, mentre però qui il team rossoblu non ha gestito bene il possesso e quindi laterale nuovamente per le ragazze provenienti da Falconara Marittima. Ferrara, Isa Pereira, ancora per Ferrara, il rimpallo con Cortés, il rimpallo con Giuliano alla meglio, la 4 ospite e adesso Balardin. Ferrara dietro da Isa Pereira con la giocata in direzione di Cortés che non controlla. Nel frattempo il Cagliari effettua un cambio con l'uscita di Giuliano, il nuovo ingresso di Vecchione. Troppo lungo il passaggio di Cintia Pereira proprio per la 77. Cortés, la ferma Queiroz, sente anche un piccolo problema fisico, comunque rimessa per il Cagliari. Mantila, Cintia Pereira cerca ancora Mantila, copertura di Ferrara, indietro per Sestari che si libera bene del pallone in direzione del capitano Ferrara. Balardin con il sinistro sulla destra per Cortés che va alla conclusione, la parata di Polloni. Vicina al gol Letizia Cortés Martin che adesso ha battuta la rimessa su Ferrara, sinistro, bella la parata di Polloni, calcio d'angolo per Falconara con Cortés all'indietro e il sinistro alto proprio di Ferrara. Appena superata la metà del secondo tempo inizia l'ultimo quarto di partita, inizia sempre con il punteggio con cui si è andati al riposo nel primo tempo, ossia Cagliari 1 Falconara 4. Sta per arrivare, se dovesse essere confermato, quella che sarebbe la terza vittoria nelle ultime 4 giornate per il Falconara, che ha già effettuato il turno di riposo. Ha perso la prima partita giocata in stagione, quella contro il Kick-Off, poi 2 vittorie e un pareggio. Elpidio contro Cintia Pereira che ruba il pallone, può andare via la 14, il recupero, poi la giocata all'indietro di Ferrara per Sestari che rende il pallone alla 21 e il capitano del Falconara gioca con tranquillità, poi Balardin alza Cortés, il controllo di Vecchione, Queiroz per un attimo, rimessa per il Falconara. Dicevo 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3. Il Cagliari invece ha perso le prime 2, ha vinto la terza, poi altre 2 sconfitte. Balardin, Cortés, Elpidio, va via Vecchione, ancora Elpidio centralmente, palla sul destro, gioca fuori la copertura del Cagliari. Rilancio di Sestari, colpo di testa di Ferrara che fa 5 per Falconara al 12° minuto. Il lancio di Sestari, colpo di testa di Erika Ferrara che porta a 5 le marcature della formazione ospite, il suo terzo gol in campionato. E adesso arriva il time out chiamato dal Cagliari, che per noi significa ancora un momento di pausa.
Bentornati in diretta dal Palacconi. È andato via il primo time out, con adesso ci sarà ancora un time out, quello per il Falconara. Ci sono 8 minuti e 38, è arrivato il quinto gol delle ospiti con Ferrara. E si riparte con la rimessa battuta da Vecchione all'indietro per Mantila. Adesso portiere in movimento con Cintia Pereira, la numero 14, qui il recupero di Elpidio che prova subito la battuta. Rientrata Polloni, ma probabilmente fra poco si rivedrà il portiere in movimento con Cintia Pereira. Polloni per Queiroz, in avanti verso Vecchione, pallone troppo lungo, prosegue la sua corsa, finisce in fallo laterale. 8 e 14 alla fine di questo match. Nel prossimo turno il Cagliari andrà ad affrontare in trasferta il kick-off capolista, mentre tornerà in casa qui fra 2 domeniche per ospitare il Royal Team Lamezia, che invece è l'ultimo posto in classifica per il Falconara. La prossima sarà in casa contro il Molfetta. Intanto la porta è vuota, Ballardin cerca la conclusione, è stata Mantila a salvare, poi Cintia Pereira rimasta come portiere in movimento. Queiroz per Mantila, ancora Cintia Pereira, cambia gioco con la copertura di Isa Pereira, rimessa per Queiroz. 7:43 alla fine, rimane con il quinto uomo. Adesso il Cagliari rischia qualcosa, pallone che però arriva alla fine comunque a Queiroz, dietro da Mantila, che adesso è l'ultima giocatrice in assoluto. In avanti Vecchione, Queiroz dentro per Cintia Pereira, troppo alto il suggerimento. Sestari ha già battuto in direzione di Cortés. Ballardin per Elpidio, il contrasto con Queiroz, la rimessa per il Falconara. Pallone giocato in avanti per il controllo di Isa Pereira, dietro da Ballardin, poi Elpidio, adesso Cortés, va da Isa Pereira, gioca in ampiezza il Falconara, adesso con il largo vantaggio può permettersi anche di gestire i secondi, mentre il Cagliari non ne ha tanti. Queiroz va con il sinistro, deviazione, calcio d'angolo, si arriva col portiere di movimento. Mantila per Cintia Pereira, apre sulla destra con la copertura, la porta è vuota, Ferrara calcia da lontano, Eurogol di Erika Ferrara, il sesto del Falconara, doppietta, marcatura multipla anche per il capitano della formazione ospite. Punteggio a questo punto a 6:38 dalla fine, in ghiaccio. Gran battuta quella di Erika Ferrara, che trova il sesto gol esattamente 2 minuti effettivi dopo il suo primo. Sale a 4 gol, seconda miglior marcatrice della Falconara, e diventano 60 in tutto quelli da realizzati con la maglia bianca-azzurra. Vecchione cerca Queiroz, deve uscire Sestari, Elpidio va via contro Queiroz che ha la meglio, ma la rimessa è per il Falconara. Cagliari 1, Falconara 6, punteggio abbastanza pesante per le cagliaritane. Sono state anche molto sfortunate nel corso del primo tempo con un autogol e mezzo, perché anche sul terzo gol di Ballardin c'è stata una carambola.
Isa Pereira. Cortés va in avanti per Elpidio con l'anticipo di Polloni che va a proteggere il pallone. Nel frattempo stanno scaldando Virdis e Dodero, che non hanno avuto fin qui spazio nel corso della partita, ma a entrare per il momento è Giuliano al posto di Mantila. Qui non riesce Ferrara sul passaggio di Isa Pereira a tenere in campo il pallone. Rimessa per il Cagliari, 5 minuti e mezzo alla fine della partita, con il Falconara che adesso è in completo controllo dell'incontro dal punto di vista del risultato. 1-6 il punteggio. Elpidio, Isa Pereira, Ferrara, ancora Isa Pereira, dietro da Sestari, fa passare i secondi il Falconara con lanci in avanti, la presa alta di Polloni. Queiroz, il fallo, il primo fallo di questo secondo tempo a 4:53 dalla fine, mentre entrano prima Balardin, poi c'è anche Praticò, uscita Isa Pereira sicuro. Praticò per il momento rimane a bordo campo in attesa di poter fare il suo ingresso in campo. C'è anche Dodero dall'altra parte. Punizione per Patti Riberette, va con il sinistro alto. Adesso sì che entra Praticò al posto di Elpidio. Cortés per Ferrara, lancio proprio di Cortés in avanti per Praticò, prosegue per Ferrara, la parata di Polloni. Ha servito Giuliano, mentre entra adesso Dodero e riceve subito il pallone il capitano del Cagliari. Primi minuti in questa partita per la numero 7, se ne va Riberite, cerca ancora Dodero, anticipata da Sestari e poi alla fine ha recuperato Dodero, ma in maniera irregolare. Ha segnato il suo primo gol in Serie A la numero 7 nella scorsa partita contro il CMB, partita persa 5-2 dal Cagliari. È stata almeno la soddisfazione per chi veste la fascia da capitano del rossoblù di trovare la sua marcatura. Ecco proprio Dodero in possesso palla, serve Giuliano. Ribeirete ancora per Giuliano, non si intende con Cintia Pereira, laterale per il Falconara. 4 minuti adesso esatti alla fine della partita. Balardin dietro da Polloni, da Sestari, l'anticipo di Giuliano, serve Dodero, libera sulla destra, poteva andare e infatti Riberete va a dire punta alla porta anziché cercare il passaggio. Non si sono capite, ma era una buona occasione per il Cagliari per cercare di rendere meno pesante questo passivo che fin qui vede le rossoblù sotto di 5. Cortés avanza con il recupero proprio di Dodero, va sulla destra per Pereira, avanza adesso Giuliano che è a campo ma non serve bene Cintia Pereira, non va a buon fine il passaggio di ritorno e quindi Falconara che ritrova il possesso a 3:17 dalla fine, cronometro che è sempre più a favore delle ospiti e che è sempre più a sfavore delle padrone di casa. Balardin per Cortés l'1-2, poi Praticò da adesso a Cortés dietro per la numero 7 che ha realizzato una tripletta, se ne va via Praticò, il destro, Polloni salva la sua porta.
laterale battuto su Elpidio, deviazione e angolo per il Falconara a 2:49 dal termine dell'incontro. Balardin per Praticò, poi il tiro di Elpidio deviato e ancora possesso per il Falconara. Praticò dietro da Sestari, il rilancio del portiere nazionale, uno dei due, visto che lo è anche Polloni. Giuliano, Ribeiret per Dodero, scambio con Cintia Pereira, adesso arriva Ribeiret contro Praticò, lancio in avanti sporcato, anzi no, perché la rimessa è bianca. Mentre intanto rientra Vecchione al posto di Cintia Pereira. Giuliano, entrata in campo anche Virdis, ragazza giovanissima che ha tanto qui Praticò, il pallonetto e il settimo gol del Falconara fra le proteste, perché il Cagliari era praticamente fermo. Arriva anche un'ammonizione per Ribeiret, settimo gol del Falconara con Silvia Praticò. A 2 minuti esatti dalla conclusione di questa partita, che ormai si può dire ha stravinto l'Ocassa Falconara. Arriva un altro gol anche per Silvia Praticò, il primo in questa partita, ma già il suo quarto, peraltro 4 tutti in 4 partite diverse, ha segnato in 4 dei 5 incontri disputati. Nel frattempo vinceva di Verdis, ragazza giovanissima, classe 2009, si è messa in mostra, scusate 2008, si è messa in mostra l'anno scorso nel campionato di Serie B, è stata anche convocata poi per la rappresentativa sarda al torneo delle regioni, anche vinto poi al termine della stagione la Quinto Future Cup come miglior giocatrice a giugno. Ragazza molto interessante, soltanto 16 anni, con il numero 3 Alice Virdis, che ha saltato all'inizio della stagione per un infortunio. Praticò, Elpidio, punteggio ormai non c'è più molto da dire, con il Falconara che ha stravinto, e la vittoria più larga per il Falconara. Non era mai arrivata la formazione di Giulia Domenichetti a segnare più di 6 gol in serie qui a Ferrara. Prova ad andare addirittura a 8 con la parata di Polloni. Rimane anche ferma a terra il portiere numero 66 del Cagliari, davanti a Polloni. Arriva dal kick-off, e peraltro un ex, perché alla Falconara ha giocato nel 2021-2022 e nel 2022-2023, e quindi ha anche partecipato alla vittoria della Supercoppa, del campionato soprattutto, ma anche della European Women Championship, sempre nel 2022, fra i migliori, quasi tutti praticamente, i trofei vinti dalla formazione marchigiana. Nel frattempo Polloni deve uscire ed entra in campo Eleonora Mugironi, che invece era il portiere titolare l'anno scorso della Mediterranea, la formazione che ha ottenuto la promozione in Serie A, che poi ha stretto questo accordo con il Cagliari Calcio per disputare il primo campionato nella massima serie femminile. 45 secondi alla fine, con il possesso per Ferrara Valtiro, la parata di Mugironi, sfugge il pallone, alla fine Mantila che salva, c'è ancora però Praticò, tocca fuori con il pido il sinistro, ancora la bella parata di Mugironi, è entrata anche Gaspari, altra ragazza con un gol nel campionato. Ferrara, 20 secondi alla fine, potrebbe essere l'ultimo tentativo con il recupero di Cintia Pereira, poi Praticò, doppietta
e 8-1 per il Falconara. A 14 secondi dalla fine c'è la doppietta per Silvia Praticò, sale a 5 e aggancia la compagna Balardin come miglior marcatrice. Molto pesante il passivo per il Cagliari, che non ha comunque giocato una cattiva partita. Sconfitta più pesante per il Cagliari, che qui almeno prova a fare 2-8, non ci riesce con Mantila. Va a lato la conclusione della giocatrice finlandese. Qui lancio per Praticò, la parata di Mugironi, e l'ultima occasione di questa partita che si chiude con il triplice fischio del primo arbitro. Cagliari femminile 1, Casa Falconara 8, una grande e larga vittoria per le ospiti che tornano dalla trasferta in Sardegna con una convincente vittoria, gol segnati dall'autogol di Riberete al 7º, poi il pareggio momentaneo di Queiroz, concludere il primo tempo la tripletta di Balardin, poi doppietta per Ferrara e doppietta per Praticò. Il saluto delle giocatrici in campo e degli arbitri. Qui dal Palaconi è tutto. Io ringrazio Alberto Tosini per le immagini, da parte di Riccardo Spignesi per oggi è tutto. Trovate però comunque ancora diverse partite della sesta giornata di Serie A femminile sul canale ufficiale della Divisione Calcio a 5.